pensate che scarpetta era un grumo importante, te vita di ogni dì, che scarpetta e altri 800 anni di vita documentati. Questi sono i miei primi scarpetti, piccolissimi. Li ha conservati mia mamma e adesso ce l'ho io. Ti faccio vedere adesso il mio primo scarpetto che rubando il mestiere mamma senza che mi abbia insegnato, ho fatto questo. Era tutto orgoglioso fuori dalla porta, si faceva vedere dalla gente. Mia nonna, con chi era sentata, mi dava sempre una bisca con la gusella e mi faceva imparare a forare fuori i denti. E man mano che venivi grande, dopo sapevi che era il sistema di fare un scarpetto. Allora dovrei farvi vedere la falce per farvi vedere la parte che veniva usata. E questo è il lavoro che a me soddisfa di più, che poi se poi non va bene non mi soddisfa per niente. Se io vi racconto tutti i scarpes che ho fatto da piccoli, da appena nati e più, non avete neanche l'idea, non so neanche se riesco più a contarli, dovevo scrivere, dire la verità. È un lavoro tutto a mano, però dà soddisfazione perché lo vedi crescere